Una marcia dei 200 passi è stata indetta per venerdì prossimo dal sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, un tributo per le 2 vittime dello scorso 5 gennaio. Intanto stamani in rissa a Naro per ulteriori accertamenti. Il parere dell'opposizione, intervista al deputato del Partito Democratico Michele Catanzaro sulla finanziaria approvata ieri alla Regione. Finanziata dall'ARS la Fondazione Scala dei Turchi con 200.000 euro per la sicurezza e la promozione del territorio realmontino. Sarà presentato domani il nuovo libro su Biagio Conte scritto da Paolo Cilona, intanto a Palermo 3 giorni di celebrazioni in sua memoria. Al via al Palacongressi la nuova stagione cinematografica, curata da Beniamino Biondi, finanziata dal Parco Archeologico della Valle dei Templi. Il Comune pubblica l'avviso per le manifestazioni pubbliche relative alla prossima fiera del mandorlo in fiore. La partita contro la Gioiese del prossimo 14 gennaio ad Agrigento si terrà a porte chiuse dopo i disordini avvenuti con la partita del Licata a Ravanusa, una multa alla società di 3.500 euro per la presenza di petardi durante lo svolgimento del derby. Buongiorno, benvenuti all'edizione odierna del nostro TVA Notizie. Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, dopo quanto accaduto nella sua città, ha indetto per venerdì prossimo una marcia dei 200 passi nella zona dei delitti. Il servizio. Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, dopo quanto accaduto nella sua città, ha indetto per venerdì prossimo una marcia dei 200 passi nella zona dei delitti. L'iniziativa, spiega il primo cittadino di Naro, è dovuta ai fatti di inaudita violenza che ci hanno tristemente portato alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali. Con la barbarie che ha caratterizzato l'uccisione di Dele e Maria hanno raccolto lo sdegno, la solidarietà e il dolore profondo di una popolazione, quella narese, profondamente ferita in quelli che sono i suoi valori e la sua educazione al rispetto dell'altro. Per questo, scrive Maria Grazia Brandara, conoscendo l'umanità propria dei miei concittadini, ho voluto organizzare una marcia dei 200 passi che insieme svolgeremo nel tratto di strada tra le abitazioni delle 2 vittime il giorno di venerdì 12 gennaio alle ore 17. Ci sarà un momento di raccoglimento e di commemorazione in piazza Cesare Battisti davanti alla chiesa di Sant'Erasmo e a conclusione della marcia dei 200 passi fra via Vince e Vicola Venia, dove sono avvenuti 2 omicidi, verranno portati dei fiori davanti alle porte delle case delle 2 donne uccise. Proprio da piazza Cesare Battisti partirà la marcia dei 200 passi, alla quale dovrebbe prendere parte, arriverà alla conferma nelle prossime ore, anche il console della Romania che è stato da me invitato. Per questo, per testimoniare ancora come abbiamo da subito fatto il nostro impegno collettivo contro la violenza, invito pertanto, scrive Maria Grazia Brandara, i cittadini, associazioni e i tantissimi che hanno vissuto come lutto personale la morte di Dele e Maria a partecipare alla manifestazione che sarà un tributo silenzioso e commosso verso 2 donne che mai avremmo voluto rappresentassero in questo modo l'affermazione della loro libertà di opporsi a una prevaricazione e a una violazione della propria volontà. Intanto, per la cronaca, il GIP Iacono Manzullo ha convalidato il provvedimento nei confronti di Omar Edgar Nedelkov, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso Delia Zarnisco e Maria Russe, e sono emersi i dettagli di un vero e proprio racconto dell'orrore. La procura di Agrigento, nella richiesta di convalida del fermo, vede le carte della delicata inchiesta sul duplice omicidio in cui risulta indagato il 24enne rumeno a cui viene contestata anche l'aggravante della crudeltà. Il GIP, nell'esaminare gli atti, ripercorre quei minuti di lucida follia in cui emerge una personalità violenta e incapace di controllare gli impulsi.
E intanto stamani il RIS di Messina è giunto a Naro per mettersi al lavoro nelle abitazioni di Di Lazzarnisco e Maria Russi in via Vinci e Vicola Venia, come disposto dalla Procura di Agrigento, che venerdì sera ha sottoposto a fermo il 24enne rumeno Omar Edgar. Gli specialisti del reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei Carabinieri svolgeranno attività tecnico-scientifica nelle residenze dell'orrore dove sono state trucidate le due rumene. Sono 22 i nuovi agenti della Polizia di Stato provenienti da diverse questure d'Italia assegnati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai commissariati di Licata, Canicattì, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle e alla sezione volanti della questura di Agrigento e sono stati accolti stamani dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo. I predetti agenti saranno impiegati per potenziare i servizi di controllo al territorio. Il questore, alla presenza del vicario Francesco Marino, del capo gabinetto vicequestore Schillaci e del dirigente dell'ufficio personale, nel dare il benvenuto ai nuovi arrivati, ha a loro augurato un sereno e buon lavoro. Un ruolo importante nell'approvazione della finanziaria lo ha svolto il PD. Diverse proposte sono state approvate verso i lavoratori precari della forestale, i comuni in dissesto, ma sempre critico vette altri interventi dal sapore clientelare. L'intervista al parlamentare Michele Catanzaro. Onorevole Michele Catanzaro, un suo commento sulla finanziaria che ieri è stata approvata, un evento importante perché dopo tantissimi anni finalmente la Regione non va all'esercizio provvisorio. Ecco, voi avete dato anche il vostro contributo pur essendo un partito di opposizione. Ecco, come e in che direzione? Ma guardi, noi abbiamo dato il nostro contributo soprattutto dando dei suggerimenti importanti a quello che è stato il miglioramento della finanziaria. Abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità, ringraziamo il governo regionale perché ha permesso alle opposizioni per la prima volta di fare fronte comune e obiettivamente siamo opposizione in Parlamento, ma all'esterno siamo le tre minoranze che oggi rappresentano una opposizione e sono la maggioranza in Sicilia. Questo governo ancora una volta dimostra in continuità di colore politico di non avere una strategia e una visione unanima rispetto all'approvazione della finanziaria perché non c'è nulla di importante e di concreto tranne quello che il governo ha fatto portando a casa delle esigenze per i territori, per i vari deputati di maggioranza e tralasciando invece gli argomenti e le cose importanti che invece servono per la nostra terra e per la Sicilia tutta. Uno per tutti, ad esempio il diritto alla salute. Noi abbiamo un problema sulla sanità, ma come sull'agricoltura, ma come sul diritto allo studio. Sono tutti argomenti che obiettivamente questo governo regionale tralascia perché pensa forse alle mance elettorali per ovviamente dare sfogo e inizio alla campagna delle europee. Ecco, anche in presenza di Schifani, ecco, c'era una critica che a quanto pare diceva che Schifani non ha presenziato alla seduta. Guardi, il Presidente della Regione ha iniziato nell'insediamento di questa legislatura dicendo che lui garantiva la presenza perché ritiene che il governo regionale doveva essere parlamentarista, ma di fatto non c'è traccia del Presidente Schifani in aula. Ritengo che questo è una caduta di stile, anche perché il Parlamento, al di là del governo regionale che presenta la finanziaria, ma poi è il Parlamento che la vota, quindi nel rispetto della deputazione tutta, maggioranza e opposizione, è un fatto sicuramente non positivo, non bello. Ricordo a tutti che per 2 mesi siamo andati dietro a Schifani per parlare dell'argomento degli incendi in Sicilia e dopo forse 2 mesi e mezzo di richiesta lui è venuto in aula a relazionare su un argomento che tuttora rimane argomento attuale.
Stamani è arrivata una nota stampa del PD di Realmonte per una precisazione che riguarda appunto un finanziamento cui voi siete stati particolarmente attivi nel comunicarlo. Mi fa piacere che ci sia stata chiarezza da parte del PD di Realmonte, perché purtroppo, non so, magari forse è una dimenticanza temporale da parte del sindaco attuale di Realmonte, ma il finanziamento è stato portato avanti da me, da noi, da gruppo parlamentare del PD nella finanziaria del 2022, quindi suppongo magari che il sindaco o abbia sbagliato nel suo cambio di casacche che c'è stato in forma temporale. Penso che non sia un dolo, penso che sia soltanto un difetto di comunicazione sua, non credo che ci sia dolo nella comunicazione, però è giusto che si rimetta, come dire, con la verità, per dare il giusto a chi ovviamente si è impegnato, e in quel caso si sono impegnati il partito di Realmonte, il gruppo che ovviamente rappresenta il nostro partito a Realmonte. Mi ha suggerito in quel momento che c'era diciamo questa opera, e in quella finanziaria io l'ho inserita. Quindi riguardava il finanziamento di 470.000 euro per la ristrutturazione del campo sportivo. Assolutamente confermo che quello è un finanziamento che noi abbiamo messo nella finanziaria del 2022. A Realmonte finanziati dall'Arsi 200.000 euro per la istituenda Fondazione Scala dei Turchi, il servizio. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato all'interno della finanziaria la proposta avanzata dal sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca relativa a un contributo per l'istituzione della Fondazione Scala dei Turchi da parte del comune di Realmonte. Il primo cittadino propose l'idea all'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Arse, in occasione della cerimonia di acquisizione ufficiale della Scala dei Turchi da parte del comune, svolta al Belvedere nello scorso mese di settembre. Da quel momento il deputato regionale sposò da subito il progetto, ha seguito con grande cura l'iter, e ieri è stato approvato l'emendamento. La costituenda fondazione avrà tra i suoi scopi la tutela, la salvaguardia e la messa in sicurezza dell'area e la promozione culturale e la ricerca scientifica del sito. Un traguardo importantissimo raggiunto. Il finanziamento consentirà al Comune di istituire nel più breve tempo possibile la Fondazione Scala dei Turchi. Questo quanto dichiarato dal sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, che ha tra gli scopi la vigilanza, la custodia, la promozione culturale, la ricerca scientifica e la fruizione dell'area. Ci consentirà, continua il sindaco, di avviare una gestione oculata e in linea con l'importanza del sito candidato a patrimonio UNESCO. Tutto ciò in vista dell'imminente riapertura dello stesso sito, a seguito della relazione tecnica già depositata presso l'autorità competente dal team di esperti nominati dal Comune. Ci siamo impegnati, continua la prima cittadina, a riaprire il sito nella prossima stagione estiva e stiamo lavorando per realizzare il tutto. Un ringraziamento va all'onorevole Pace, che ha fatto seguire i fatti alle parole, comunicandomi stamani l'approvazione dell'emendamento. Non è di secondaria importanza, conclude il sindaco Lattuca, l'indotto che tutto ciò creerà in termini anche di occupazione, dove troveranno spazio le realtà locali, quali le cooperative e le associazioni volontari professionisti del settore turistico. Un'importante operazione è stata svolta stamani dai carabinieri del ROS di Messina, con 7 arresti effettuati dei soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa della zona di Barcellona. Il servizio. Mercoledì 10 gennaio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, i carabinieri del ROS, con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri di Messina e del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti, 6 dei quali appartenenti
appartenenti o indiziati di appartenere alla famiglia mafiosa barcellonese, poiché indagati per più delitti di omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso commesso al fine di agevolare le attività dell'associazione di stampo mafioso cosiddetta dei Barcellonesi, operante a Barcellona Pozzo di Gotto e sulla fascia tirrenica della provincia di Messina. Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate nel gennaio del 2023 dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale ROS, che hanno consentito di accertare come gli arrestati, alcuni dei quali già condannati con sentenza definitiva per essere capi e promotori dell'associazione di stampo mafioso cosiddetta dei Barcellonesi, abbiano preso parte in qualità di mandanti o esecutori materiali ai seguenti fatti di sangue commessi nell'ambito della cruenta guerra di mafia che ha afflitto negli anni 90 la provincia di Messina. L'omicidio di Ferro Angelo, avvenuto nel maggio del 1993 a Milazzo, il duplice omicidio di Accetta Antonio e Pierri Giuseppe, rinvenuti nel cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto nel gennaio del 92. Gli omicidi di Ingegneri Carmelo e Longo Francesco, entrambi avvenuti nel 1992 a Barcellona Pozzo di Gotto. Gli omicidi di Anastasia Aurelio, Italiano Giuseppe e Porcino Giuseppe, avvenuti nel 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto. Per quest'ultimo, Porcino, sono ancora in corso le attività di ricerca dei resti. L'attentato a colpi di arma da fuoco avvenuto nel settembre del 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto, che causò la morte immediata di Raimondi Sergio e Martino Giuseppe e quella successiva di Geraci Giuseppe. Relativamente a tale fatto di sangue, nel 2022 si è giunti alla condanna definitiva dell'ergastolo disposta nei confronti di uno degli imputati, quale uno degli esecutori materiali. Altri 2 omicidi sono avvenuti invece nel 1998, dove hanno perso la vita Abate Giuseppe a Barcellona Pozzo di Gotto e Ficarra Fortunato a Santa Lucia del Mela in provincia di Messina. Per tale delitto sono stati condannati in altro procedimento altri 5 soggetti. In particolare l'attività investigativa, avvalendosi anche delle recenti dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Michele Salvatore, già appartenente al sodalizio mafioso dei Barcellonesi, ha permesso di accertare che gli odierni indagati avrebbero nel complesso partecipato con differenti ruoli ai 10 agguati sopraelencati, tutti eseguiti con le classiche metodologie mafiose, utilizzando armi da fuoco e cogliendo di sorpresa le vittime, togliendo in totale la vita a 13 soggetti di età compresa tra i 21 e i 55 anni. Nel corso delle indagini è inoltre emerso che taluni omicidi erano stati decretati dai vertici della famiglia mafiosa barcellonese al fine di punire alcuni ragazzi, poiché avrebbero commesso furti o spacciato sostanze stupefacenti senza aver ricevuto una preventiva autorizzazione da parte dell'associazione, comportamenti considerati potenzialmente idonei a minare l'autorità dei vertici del sodalizio. Il provvedimento si inserisce in un'ampia manovra di contrasto alla criminalità di tipo mafioso che l'Arma dei Carabinieri sta conducendo nel distretto di Messina sotto la direzione della locale Procura della Repubblica. Gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza di condanna divenuta irrevocabile. E sempre sulle notizie di Nera, omicidio a Bonagia a Palermo, fermata la madre che ha ucciso la figlia, l'ha strangolata con un cavo di acciaio. La corrispondenza da Palermo. Si chiamava Maria Cirafici, aveva 44 anni, la donna uccisa dalla madre 74enne. La vittima soffriva di depressione, come ha confessato la stessa madre quando ha chiamato i poliziotti per informarli del brutale gesto. Inutile l'arrivo dei sanitari del 118. La tragedia si è consumata in un'abitazione in via del Visone, nel quartiere Bonagia di Palermo. I contorni della vicenda vanno ancora definiti. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna abbia detto di aver agito spinta dalla disperazione a causa della depressione della figlia, della quale si occupava. Gli investigatori hanno iniziato a raccogliere testimonianze di vicini di casa e familiari. Non è chiaro se al momento dell'omicidio le 2 donne fossero sole in casa. Bisogna accertare inoltre come l'anziana sia riuscita a sopraffare la figlia molto più giovane di lei. La versione fornita dalla settantenne è al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire contesto, dinamica e tempi dell'omicidio. E l'AICA di Agrigento ridefinisce la rimodulazione delle forniture idriche ai comuni dell'Agrigentino,
oggetto del piano di razionamento delle risorse idriche di Sicilacque, redatto su tutti gli acquedotti che ricevono in maniera univoca o integrativa le risorse provenienti dagli invasi del Fanoco e del Piano Leone, nei comuni di Canicattì, Ravanusa, Caltabellotta, Montevago, Lucca Sicola, San Giovanni Gemini, San Biagio Platani, San Buca di Sicilia e Villafranca Sicola. Dunque saranno applicate le misure di mitigazione consistenti in una diminuzione della portata che variano dal 10 al 15% rispetto alle portate medie del periodo, con l'obiettivo inoltre di ripartire in maniera equa il carico di riduzione idrica a tutti i comuni gestiti da AUICA, ove idraulicamente possibile grazie alle interconnessioni esistenti tra gli acquedotti. Sarà effettuata una rimodulazione delle portate idriche che prevederà una riduzione di circa il 10% anche nei comuni serviti dalle fonti gestite dall'AICA. A un anno dalla morte, Paolo Cilona presenta giovedì alla Chiesa San Nicola alle ore 17 dopo la Santa Messa il libro Fratel Biagio Conte nella città dei templi, il servizio di Margherita Trupiano. Tra ricordi ed esempi di vita, testimonianze e impegno mistico, religioso e civile, la figura di Biagio Conte è stata fissata ad imperitura memoria in un libro scritto dallo storico e letterato agrigentino, presidente del CEPASA, Paolo Cilona. Il volume si intitola Fratel Biagio nella città dei templi e ripercorre le tappe della visita del missionario laico ad Agrigento. Una carrellata di racconti con la prefazione dell'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, che a partire dalla storia della missione, speranza e carità consegna uno spaccato della vita del missionario che ha ricevuto nel 1998 il Telamone per la pace. Ne parla in un'intervista il direttore del settimanale cattolico L'Amico del Popolo. Il libro descrive la sua tappa al seminario di Agrigento, la sua morte, i numerosi messaggi di cordoglio, i suoi funerali, il dolore dell'arcivescovo di Palermo Lorefice, la commemorazione avvenuta 2 mesi dopo nella chiesa di San Nicola di Agrigento, il ricordo e il tributo che tanti poeti hanno elevato per lui, l'esempio di santità che ha lasciato tra riflessioni, sensazioni e narrazioni, una testimonianza di fede e di vita indirizzate a quegli ultimi che divennero la ragione del suo passaggio terreno. Un passaggio, conclude il libro di Paolo Cilona, che lascia un erede, Don Pino Vitrano, insignito anche lui del Telamone per la pace nel corso dell'ultima edizione del premio. Un'opera che, frutto di un'attenta e pregevole attività di ricerca, diventa un documento storico di grande rilevanza che riesce a fermare il tempo e ancorarlo a modelli di fraternità, saggezza, essenzialità e religioso amore e rispetto per il prossimo, necessari a riportare l'attenzione sui fondamenti di una umanità perduta. La presentazione giovedì 18 gennaio presso la chiesa di San Nicola ad Agrigento, alle 16:30 una messa e alle 17 la presentazione del libro. Il ricordo di Biagio Conte a Palermo in una 3 giorni intensa di celebrazioni, la corrispondenza da Palermo. Come nasce questo libro? Nasce dalla voglia di stare ancora accanto a Fratel Biagio, nasce dall'amicizia fra me e Alessandra Turrisi, che abbiamo condiviso questo percorso, questo cammino, siamo stati testimoni contanti della sua esperienza, della sua missione. Abbiamo pensato di raccontarlo per raccontarlo a chi lo conosceva e per farlo conoscere ai pochi che non lo conoscono. Un libro di testimonianza che è memoria ma anche attualità, perché Biagio Conte cammina ancora per le strade di questa città. A te cos'è restato di questo personaggio carismatico? Quello che è rimasto a tutti, la voglia di non essere indifferente, l'urgenza di essere amico degli ultimi e il desiderio di chinarsi sulle persone che soffrono. Biagio questo faceva, si chinava sulle persone che soffrono e prima che i bisogni materiali soddisfaceva un bisogno di sguardo umano, un bisogno di umanità. Ecco, dopo la morte di Fratel Biagio la situazione di questa città si è complicata oggettivamente.
Palermo è stata sempre complicata, non so se lo sia di più, se lo è di meno, la cosa importante però è continuare a testimoniare, c'è la missione che, come si dice in certi casi, continuerà a camminare con le idee di Biagio sulle gambe di altre persone. Io sono fiducioso che potrà essere ancora un segno di fiducia, di testimonianza e di speranza. Ecco, ieri la presentazione del libro, Fratel Biagio è riuscito ancora una volta ad aggregare. Sì, l'abbiamo fatto in cattedrale, eravamo un po' perplessi, sai, perché la cattedrale è un luogo veramente spazioso e si è riempita in tante persone che volevano vedere Fratel Biagio, che volevano parlare con lui e che volevano stare con lui. Del resto scrivere un libro si fa per questo, per trattenere qualcuno che tu non vuoi che vada via. E il primo appuntamento sarà giovedì 11 gennaio alle ore 18 nella sala Zeus del Pala Congressi per la rassegna cinematografica L'isola a tre punte, cinema e paesaggio a cura dello scrittore e critico cinematografico Beniamino Biondi, una rassegna organizzata dentro il più ampio cartellone del Pala Congressi. Il primo titolo sarà il film Sud di Gabriele Salvators, a seguire il 25 gennaio Il regista di matrimoni, con la regia di Marco Bellocchio. Il comune di Agrigento, in occasione della prossima festa del mandorlo in fiore, che si svolgerà dal 9 marzo al 17 marzo, ha pubblicato l'avvio delle procedure per la realizzazione della fiera del mandorlo in fiore 2024, il servizio. Il comune di Agrigento, in occasione della prossima festa del mandorlo in fiore, che si svolgerà dal 9 marzo al 17 marzo, considerato l'atto di indirizzo dell'amministrazione dello scorso 8 gennaio, comunica l'avvio delle procedure per la realizzazione della fiera del mandorlo in fiore 2024, con al quale sono state individuate le aree seguenti. Al Viale della Vittoria si potranno installare banchi di vendita di prodotti artigianali, alimentari, artigianali, non alimentari e del proprio ingegno. Presso la Villa Bonviglio per le associazioni senza scopo di lucro, a Porta di Ponte banchi di vendita di prodotti artigianali, alimentari, non alimentari e del proprio ingegno, in piazzale Ugo La Malfa quelli del commercio, dell'artigianato, dei beni durevoli e degli alimentari, in piazza Marconi dedicato alle associazioni. Le domande di partecipazione potranno essere presentate in carta da bollo e dovranno pervenire entro il prossimo 2024 a mezzo PEC al comune di Agrigento, allegando la licenza itinerante, la visura camerale aggiornata non antecedente a mesi 6 e la dichiarazione dei requisiti morali. Preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, le ditte interessate o assegnatarie dovranno effettuare i pagamenti del canone unico patrimoniale, la Tari e i diritti di segreteria. A comunicarlo è il dirigente del settore quinto, l'ingegnere Alberto Avenia. Resta ai domiciliari Martina Gentile, figlia dell'amante di Matteo Messina Denaro, Laura Bonafede, la maestra attualmente detenuta con l'accusa di favoreggiamento della latitanza del boss. La corrispondenza da Trapani. Resta ai domiciliari Martina Gentile, figlia di Laura Bonafede, l'amante storica di Matteo Messina Denaro. La Gentile fu arrestata per aver aiutato il capomafia durante la sua latitanza, per averne gestito le comunicazioni riservate e per esserne stata la fedele emissaria. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha così respinto l'istanza di revoca della misura cautelare avanzata dal legale della giovane, autrice anni fa anche di un necrologio. La donna si dichiarava fiera di essere la nipote del boss Leonardo Bonafede. La Gentile, come risulta da decine di pizzini sequestrati al boss, era legatissima all'ex ricercato che per anni l'ha cresciuta come fosse sua figlia. Interrogata dal GIP dopo l'arresto, ha scelto di non rispondere, ma ha voluto fare comunque dichiarazioni spontanee. Pochi minuti per dire di essere stata molto affezionata a Messina Denaro quando era una bambina, ma di aver anche capito che quell'affetto lui non lo meritava. La Gentile, il cui padre naturale sconta 2 ergastoli per omicidio, ha raccontato di aver visto il vero volto del boss, compresa la sua relazione con la madre solo di recente. Anche per questo avrebbe cercato di prendere le distanze dall'ambiente in cui era cresciuta, andando ad insegnare a Pantelleria, lasciando il suo paese, Campobello di Mazzara.
In pratica disse di aver intrapreso un percorso di legalità attraverso colloqui con assistenti sociali ed associazioni antimafia, una sorta di presa di distanza del suo passato di figlia, dell'amante numero 1 di Messina Denaro. La procura dei minori intanto ha chiesto che le venga revocata la potestà genitoriale e che la sua bambina venga invece affidata ad una comunità. Il timore, secondo i magistrati, è che la piccola possa essere educata a disvalori mafiosi. Forse anche per questo la Gentile ha cercato di prendere le distanze dal suo passato. Evidentemente, almeno per il momento, le parole della donna non hanno del tutto convinto e si stanno adesso facendo ulteriori valutazioni. La linea alla regia per gli spot pubblicitari. È in programma sabato prossimo dalle ore 8:30 nell'aula magna dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso a Licata il convegno dal tema Management del carcinoma della mammella, la gestione multidisciplinare fa la differenza, organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento con il patrocinio di SIMG e FIMG. Dopo i saluti del presidente Santo Petruzzella e la presentazione del convegno diretto da Piero Culerla a cura di Antonio Savarino, primario di oncologia al San Giovanni di Dio, promotore della Breast Unit nell'Agrigentino e responsabile scientifico del convegno, si terrà la prima sessione dei lavori centrata sul percorso assistenziale nelle donne. Subito dopo, moderata da Michele Bono, Leonardo Russo e Carmelo Sciumè, si terrà la seconda sessione dei lavori che avrà come oggetto di discussione le terapie loco-regionali. Ne discuteranno Daniela Caracappa, Benania Mangiapane, Matteo Rossi. Quindi la terza sessione dei lavori, in programma dalle 11:30, analizzerà la terapia oncologica sistemica moderata da Tommaso Pizzo, Leonardo Puma e Antonio Savarino, con la relazione di Eleonora Taibbi su update nel trattamento medico del carcinoma mammario. Subito dopo la videopresentazione dei due casi clinici a cura dello stesso Antonio Savarino. Il primo riguarda la malattia triplo negativa, il secondo quella metastatica. Passiamo alle notizie sportive. La partita contro la Gioiese si giocherà il prossimo 14 gennaio a porte chiuse. Dopo il disordine avvenuto nel derby contro il Licata a Ravanusa, una multa di 3.500 euro è stata decisa dal giudice sportivo per aver utilizzato i tifosi materiale pirotecnico proibito come fumogeni e petardi. Il servizio di Carmelo Lentini. Sono costati cari i botti lanciati da alcuni supporters biancazzurri sul terreno di gioco del Saraceno di Ravanusa e durante la gara contro il Licata. Botti che hanno sfiorato anche un collaboratore di linea. Non si è fatto attendere infatti la decisione del giudice sportivo che, oltre a sanzionare la società dei Templi con 3.500 euro, ha deciso di chiudere anche lo stadio Seneto per una domenica. Ma vediamo quali sono le motivazioni. Dunque 3.500 euro ed una gara a porte chiuse a Agregas per avere propri sostenitori. Nel corso della gara introdotto e utilizzato il materiale pirotecnico, 11 petardi e fumogeni, che veniva lanciato sul campo per destinazione sul terreno di gioco. In particolare 3 petardi esplodevano sul terreno di gioco a meno di 2 metri da un assistente di linea, provocando un temporaneo stordimento dell'ufficiale di gara e costringendo l'arbitro a sospendere il gioco per circa 2 minuti. Inoltre la società non ottemperava all'obbligo di assistenza medica durante la gara. La società dell'Agrega si rende noto, così come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, che contro la Nuova Gioiese gli unici autorizzati ad accedere allo stadio Seneto saranno i possessori dei tesserini FIGC e CONI, i giornalisti, le forze dell'ordine e 40 tesserati in seno all'Agregas. Intanto si involtisce la rosa dei calciatori dell'Agregas con l'innesto dell'esterno offensivo Marzio Casadidio, classe 2004, proveniente dalla Nuova Gioiese di Serie D.
Di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, il giovane Casa di Dio inizia la sua carriera, si legge sempre nel comunicato della società, nelle giovanili biancocelesti della Lazio e prosegue la gavetta con altre maglie della capitale, tra queste il Monterosi, l'Atletico Roma e l'Aurelio Roma Academy. Poi l'approdo a soli 18 anni al Pontedera nel calcio professionistico di Serie C per disputare il campionato Under 19. Nella stagione 2022-23 diventa capocannoniere della squadra Primavera e rimane in pianta stabile nella rosa della prima squadra del Pontedera. Maurizio Casadidio, con piede di calcio ambidestro, può ricoprire diversi ruoli del versante offensivo ed è anche trequartista ed ala sinistra. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.